Buongiorno a tutti e ringrazio particolarmente la Confartigianato per avermi invitato. Io mi chiamo Flora Leoni e sono qui in veste di amministratore locale, ma è una funzione che esercito da pochissimo perché in precedenza, fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa, io ero funzionario della polizia locale, ero responsabile dei nuclei speciali e mi occupavo specificamente dei controlli alle attività produttive nell'ambito del progetto Prato, di cui poi magari parleremo. Il taglio che ho dato a questa presentazione è squisitamente operativo e quindi spero proprio di non annoiarvi e spero di non rubarvi troppo tempo, però vorrei arrivare in fondo. Sfruttamento del lavoro in modo sostenibile è un binomio abbastanza intuitivo per realizzare i capi che vedete nella foto, che costano 2-3 euro, massimo 12 euro, bisogna sicuramente perdere qualcosa nella filiera e vediamo cosa perdiamo. Diamo quello che è stato detto sostanzialmente. Sull'altra foto vedete i controlli che sono sistematici nell'ambito delle imprese produttive gestite da stranieri. Per chi non conosce la mia città, alcuni numeri, qualcosa è già stato detto, è una piccola città, un piccolo territorio, 100 km quadrati scarsi, stretti fra Firenze e Pistoia, nel nord della Toscana. Abbiamo quasi 200.000 abitanti, per me sono di più e ora vi spiego perché, che ci portano a essere la seconda città della Toscana e la terza dell'Italia centrale, quindi una presenza abbastanza importante. Sul grafico vedete quello che è appena stato detto, che abbiamo una percentuale di stranieri residenti che è stragrandamente superiore a quella nazionale, alla media nazionale che si attesta sugli 8-9%, noi arriviamo al 21%, ma forse anche di più. Questo è il saldo naturale e vedete dei dati demografici in cui vedete che la presenza degli stranieri nella nostra città è costante mentre si flette quella delle persone autoctone. E vediamo anche che noi abbiamo una presenza straniera che si caratterizza fortemente per la provenienza dall'Asia e specificamente da una regione della Cina che si chiama Guangzhou e specificamente dalle province delle prefetture dello Zhejiang e del Fujian. È una presenza assolutamente importante. Subito dopo arriva la comunità albanese e quella rumena. La comunità cinese ha fortemente caratterizzato i luoghi che agisce in modo da estraniare in maniera abbastanza forte la comunità locale, come vedete. Abbiamo dovuto lavorare abbastanza perché queste caratterizzazioni non fossero troppo evidenti. Ma la comunità cinese ha una spiccatissima imprenditorialità e tutti noi ne siamo a conoscenza, si fa business con qualsiasi cosa. Questo fa sì che si siano insinuati oramai dalla fine degli anni '80, iniziando con la ristorazione e appropriandosi praticamente quasi totalmente del sistema moda. Questo qui è il dato del 2018, che è inerente al sistema moda, quindi quello TAC che è stato più volte ripetuto, quindi anch'io userò questa sigla. Su 8.000 ditte che caratterizzano questo sistema moda, arrotondato per eccesso, quasi 6.000, 5.500 sono gestite da stranieri e quasi 4.500-4.700 sono gestite da cinesi. Sono tutte piccole imprese, molto spesso individuali, a proposito di piccole imprese.
Non mi dilungo su quello che gli economisti e voi probabilmente essendo esperti del settore sapete già, si tratta di un'economia etnica, quella che è applicata dalla comunità cinese, che si alimenta e progredisce sull'immigrazione, che è spesso irregolare e clandestina. Ecco che cosa volevo dire io quando sostenevo che siamo molti di più. Siamo molti di più a Prato perché, secondo le stime della prefettura, il numero scuro degli immigrati irregolari e clandestini è abbastanza alto. Ieri l'altro abbiamo fatto un accesso come polizia municipale all'interno di un affittacamere e ce ne abbiamo trovati 5 clandestini. Un anno e mezzo fa fece un accesso notturno presso un laboratorio di confezione, lavoravano la notte, ce n'erano 10 clandestini a lavorare su 15, quindi capite che 200.000 forse è un numero sottostimato, anche se è quello anagrafico, quello regolare. Si parla quando si parla della comunità cinese, molti studiosi parlano di diaspora e non di immigrazione, quello è semplice e molti di voi sanno a che cosa mi sto riferendo. E a proposito dell'economia etnica, addirittura molti studiosi parlano di economia autarchica, perché questa comunità finisce per completare in maniera pervasiva tutti i tasselli produttivi e commerciali e ha rapporti esclusivi con la propria comunità, transazioni finanziarie, commerciali. Lo sfruttamento del lavoro di cui si sta parlando, una delle caratteristiche peculiari di questa etnia, altra caratteristica è la scarsa specializzazione dei lavoratori e l'altissima produttività. Quello che viene applicato all'interno delle ditte gestite da imprenditori cinesi è quello che è conosciuto dagli economisti come modello Wenzhou, che si basa e che è sostanzialmente il modello propulsivo dell'economia privata, che si basa sulla piccola imprenditoria, molto spesso a gestione familiari, ritmi di lavoro elevatissimo, scarsa specializzazione, poca esposizione finanziaria, coesistenza di lavoro e abitazioni e lavoro nero. Le condizioni di lavoro nelle attività imprenditoriali gestite da imprenditori cinesi sono spesso pessime. Le fotografie che vedete sono scattate da noi durante i controlli. Io non ho messo quella col pesce a cui si riferiva Tiziana, però ce l'ho in altre slide, se avete tempo ve li faccio vedere perché è proprio una delle caratteristiche. Io mi ci ho messo il topo perché mi sembrava che fosse più emblematico, però mutatis mutandis non cambia niente. Le condizioni di lavoro sono spesso terribili, lo vedete, gli operai lavorano con dei turni di 14-16 ore, spesso la notte, e spesso mangiano e vivono all'interno dello stesso, ora non più perché quella linea Maginot di cui si parlava e poi a cui farò riferimento ha effettivamente spostato molto i comportamenti e non vi era, preferisco dire così, alcun rispetto dell'igiene, la salute e la sicurezza. La maggior parte dei lavoratori non hanno un contratto regolare e spesso sono clandestini. Ecco, queste qui sono le situazioni che frequentemente si vedevano a Prato, sulle quali abbiamo operato. Ecco, si parlava all'inizio di contraffazione. Quando siamo entrati in questo laboratorio ce lo siamo chiesto anche noi se i marchi altisonanti che erano presenti erano contraffatti. Non era così, assolutamente. La merce era vera, i loghi erano perfetti. Il problema è che qualcosa era saltato nella filiera dei controlli, era sfuggito probabilmente e questi capi di abbigliamento, che sono un brand molto costoso e molto famoso, erano prodotti nelle condizioni che vedete.
In alto c'erano i famosi dormitori, e questo qui era un capannone diviso in due: da una parte si produceva il logo femminile e dall'altro quello maschile. Vi era la coesistenza abitativa produttiva. Gli operai, quelli che vedete sui soppalchi, sulle strutture soppalcate, erano gli alloggi dei dipendenti che non uscivano quasi mai dalla ditta. Ancora stesse situazioni, altro brand abbastanza conosciuto, come vedete anche qui. Le condizioni erano quelle tipiche del modello Wanju, e però questo brand è venduto in luccicanti negozi che sicuramente non danno conto, però forse il prezzo ne risente, delle condizioni in cui viene prodotto. Io lascio parlare le immagini, tanto voi capite. Perdonate, perché questa se ne parlava anche prima. Tiziana ha fatto riferimento alle cucine in cui venivano consumati, cioè prodotti, cucinati i pasti dei lavoratori. La fotografia dei topolini era troppo bellina, non ve la potevo non portare, e in basso vedete anche i dormitori che sono tipici, angusti e sovraffollati. Queste sono le condizioni in cui vengono prodotta la moda, che non si può definire sostenibile. Allora, in che modo abbiamo tentato di arginare questo fenomeno? In parte ci siamo riusciti, forse l'abbiamo spostato. Dobbiamo essere realisti. I patti, gli strumenti pattizi, le modalità interforze. Il Prato Città Sicura è stato stilato per la prima volta nel 2008 con la prefettura e con l'altissima egida del Ministero dell'Interno, e prendeva atto di questa situazione che creava delle potenziali situazioni di reale pericolo, che poi fra l'altro si sono concretizzate per i lavoratori, e generava anche una concorrenza sleale a livello del sistema produttivo. Come veniva attuato questa modalità di controllo, come veniva affrontato? La proposta era della modalità interforze, cioè non solo più un ente ispettivo, ma più enti ispettivi che si coordinano, si organizzano, operano insieme ed effettuano l'accesso congiunto, ciascuno per le proprie competenze effettua le proprie verifiche e adotta le proprie determinazioni. Qual era la finalità? Poiché tutti siamo responsabili di questo stato di cose, i problemi molto spesso erano generati, e noi li affrontavamo con il sequestro del capannone, che molto spesso era proprietà di un italiano che faceva finta di non vedere e percepiva solamente l'affitto, fra l'altro altissimi, e non si curava di quelle che erano le condizioni di agibilità dello stesso. Quindi noi puntavamo a enfatizzare come polizia municipale queste condizioni che ponevano a rischio la salute e la vita dei lavoratori, e anche legate a strutture visive che avete visto all'interno, e a impianti elettrici non alla regola dell'arte, adattata anche l'uso di cucina e di dormitorio, e puntavamo, dopo il sequestro penale, alla resa inagibile dell'immobile, costringendo il proprietario o chi per lui a renderlo efficiente alla locazione. E questa è stata una modalità che si è rivelata vincente. Successivamente, una volta che abbiamo affrontato questo problema, che al momento era quello più a cui avevamo dato priorità, siamo passati, anche se non è stato mai messo in secondo piano, a un protocollo di intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime. Diciamo che si sono raffinate gli obiettivi e le modalità di accertamento. Sono stati creati gruppi specializzati di pubblici ministeri e anche di polizia giudiziaria, proprio per contrastare ed contrastare questo tipo di problematiche.
È stato accennato all'evento del 1° dicembre 2013 che ha creato proprio una linea di demarcazione fra un prima e un dopo, e l'incendio del Teresa Mode, è stato detto, sono morti 7 lavoratori, tutti in stato di clandestinità. Erano tutti clandestini che dormivano all'interno di una struttura spalcata abusiva realizzata all'interno di un capannone in un macrolotto industriale, quindi a fila di tanti capannoni. Difatti l'incendio si è anche esteso ai capannoni attigui, che erano praticamente tutti nelle stesse condizioni, ma nessuno aveva mai fatto un esposto, perché in genere chi espone sono i vicini, i residenti. Qui eravamo all'interno di un macrolotto industriale, quindi questa situazione non era mai stata portata a conoscenza delle forze dell'ordine. E da lì è partito il piano del lavoro sicuro varato dalla Regione Toscana, che dal 1° settembre 2014 con l'appoggio della Polizia Municipale ha effettuato una media di 10 controlli al giorno, finalizzata proprio a scongiurare quello che era l'elemento più determinante le morti, e cioè la coabitazione, l'abitazione con la produzione e soprattutto l'impiantistica non alla regola dell'arte. Il fenomeno è stato controllato, perché effettivamente adesso siamo a un buon livello, ma io parlavo di spostamento perché altro dato: 26 agosto 2017 muoiono 2 persone, anche queste clandestine, all'interno di un sottotetto di un'abitazione trasformata in laboratorio di confezione. C'erano 16 macchine in quella mansarda e delle camerette, all'interno della quale 2 hanno perso la vita. Quindi il problema che si era spostato nelle abitazioni ha generato altri morti. Quindi lo sfruttamento etnico è stato trattato in una modalità, diciamo, istantanea, vedremo dopo come, perché la comunità cinese non consente, pur essendo vulnerabile, non consente permeabilità, e rimaneva blindata. C'è molta collaborazione, c'è bisogno della collaborazione delle vittime per poter esercitare l'azione penale, e in questo caso eravamo abbastanza perdenti, perché quando entravamo all'interno dei capannoni, se li trovavamo, avevamo la fortuna di calarci dall'alto e prenderli mentre lavoravano, perché questo è, perché lavorano blindati, e quindi bussi, polizia, controllo, e poi li trovo in un bagno, uno dentro la cameretta, ero qui a dormire, e quindi era difficile determinare che effettivamente stessero lavorando. Però a volte succedeva di trovarli sul fatto, e allora lì si poteva applicare un certo tipo di articolo, però solo se il lavoratore era clandestino, perché c'era un gap normativo che è stato colmato proprio col 603 bis. Lo sfruttamento interetnico, che ha cominciato a andare di moda nella comunità cinese recentemente, e cioè utilizzare dei lavoratori di altre nazionalità che avessero le stesse caratteristiche di altissima produttività da parte che presentano i cinesi, e quindi sostanzialmente bengalesi, pakistani e nordafricani. Anche 3 minuti. Oh, pardon. I controlli comunque dell'Ispettorato del Lavoro sono sempre stati fondamentali, e sono quelli sui quali, qui c'è qualcuno dell'INPS, io ora vi porterò i dati, sono fondamentali perché hanno sempre operato, e purtroppo si è privilegiato giustamente, a causa dei morti, l'aspetto dei tecnici per la prevenzione di igiene e sicurezza del lavoro, la Regione Toscana. Secondo me a questo punto bisognerebbe invece puntare più che altro sui controlli sui lavoratori. Il gap di cui vi parlavo, noi anche come Polizia Municipale, oltre che al NIL, al Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, applicavamo
in caso di rinvenimento di clandestini o il favoreggiamento 12,5 del decreto legislativo 86 del 98 o il 22,12 quando riuscivamo a dimostrare che stavano lavorando, utilizzando spesso anche l'articolo 18 del stesso testo unico dell'immigrazione che consente la protezione sociale e l'emissione di un permesso di soggiorno apposito per i lavoratori collaboranti, che però non abbiamo mai trovato nella comunità cinese, sono molta di rado. Il 603 bis, che è stato però introdotto recentemente, quindi praticamente dal 2017, è entrato in vigore il 4 novembre del 2016, ci aiuta molto perché non riuscivamo a individuare una fattispecie penale, quella amministrativa comunque sempre adottata dagli ispettori del lavoro, che potesse penalizzare lo sfruttamento lavorativo di persone non in stato di clandestinità. Quali sono gli elementi delle fattispecie? Mi diceva Saviane, è applicabile in tutte le situazioni, non è applicabile solo al caso Prato, perché gli elementi sono lo sfruttamento lavorativo, che si basa essenzialmente sulla reiterazione di compensi palesemente difformi, anche però nei confronti di percettori diversi. La reiterata violazione sulla normativa relativa all'orario di lavoro, a quelli di riposo, ai riposi settimanali dalle ferie, e la sussistenza di violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Questa reiterazione crea un problema alla PG, perché dobbiamo dimostrare che non l'ha fatto una volta sola, ma l'ha fatto più volte, e quindi da ciò dei controlli che si basano essenzialmente sul sequestro e l'acquisizione delle telecamere, che troviamo spesso in violazione dello Statuto dei lavoratori, della legge 300 del 70, oppure con la posizione di sistemi di videosorveglianza in maniera dissimulata. Lo sfruttamento dello stato di bisogno, sono questi i due elementi che fanno scattare il 603 bis, e lo sfruttamento dello stato di bisogno è in re ipsa per quanto riguarda il clandestino, ma per la persona non clandestina è comunque legata a delle situazioni che limitano fortemente la sua scelta, la sua libertà di scelta e il suo potere contrattuale. Dati della Procura di Prato sono bassissimi, sono molto bassi, proprio perché c'è una grande difficoltà di accertamento, nonostante ci sia un pool dedicato di magistrati e un pool di poliziotti e enti ispettivi che lo cercano di applicare. Dati dell'Ispettorato del Lavoro invece sono confortanti dal mio punto di vista. Secondo me loro sono il nostro cavallo vincente su quello che da un punto di vista normativo dovremmo puntare, potenziando questo organico. I dati si parlano da soli. Altre foto. Sono stati rammentati i brand in cui venivano venduti questi oggetti. Concludo che c'è anche l'aspetto ambientale. In alto vedete, questa era una bella azienda, non presentava nessun tipo di problema da un punto di vista dell'igiene e della sicurezza del luogo di lavoro, ma foto centrale in basso, scaricavano i coloranti nei lavandini. Problemi ambientali, ci andiamo raffinando, e questo non è un brand contraffatto. Concludo davvero e vi ringrazio, mi dispiace aver splafonato, con la grande bellezza, perché secondo me questa è una ditta di eccellenza, un lanificio pratese, il lanificio Lucchesi, che è stato sabato e domenica aperto al pubblico per le giornate FAI, e questa è veramente un'eccellenza, e è la bellezza che dobbiamo tendere, bellezza in senso etico. Grazie.